Siamo sempre in via Luneo, qui vicino ci sono 65.000 metri di terreno avvelenato, qui ci sono 80 tipi di veleno, praticamente è stato fatto denunce su denunce e siamo partiti dall'81, 1981 fino all'86-87, è stato sversato di tutto e di più, il peggio del peggio, e abbiamo fatto denunce e quant'altro. In questi ultimi mesi qua abbiamo firmato il contratto con la Veria che doveva venire a bonificare, tant'è che a suo tempo, circa 14-15 mesi fa, il comune di Spinea aveva messo sul Gazettino che dovevano venire a bonificare le cave. Noi fino adesso non abbiamo visto nessuno. L'altro giorno ho parlato con i dirigenti e ci ha detto: guarda, ci vuole tempo perché dovremo stare attenti, perché con la scusa della mafia e della malavita che c'è dovremo trovare una ditta seria. Ma santo cielo, ma voi chi siete per dire queste cose che qua io dico? Se voi la tirate lunga insieme col sindaco e tanto per dire un'altra cosa, a quel tempo là c'erano le cooperative rosse, la San Giusto, che era molto amica di PC e PSI, e questo lo devo dire. Qualcuno storcerà il naso perché dico vado in politica, però è la verità. I giudici devono sapere anche questo, perché noi siamo talmente stanchi di queste porcherie e di queste malefatte che ci hanno fatto, che vogliamo giustizia. Se io prenderò qualcosa, quando a suo tempo verrà fatto qualcosa, i miei soldi li darò in beneficenza, perché qua ci sono stati diversi morti, purtroppo è una cosa molto grave.